Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica 12 ottobre, che barba, una settimana finalmente dove la tensione un po' pare essersi rallentata, soprattutto per una soluzione quantomeno temporanea in Medio Oriente. Andiamo a bagnare il viso non rasato con rasoio di sicurezza da almeno 3 giorni. E dopo aver umidificato un pochino il viso andiamo a preparare la nostra rasatura con Scalmen, prodotto spagnolo in contenitore in plastica e un fluido. È una ottima soluzione per preparare il vostro rasoio, quello che avete scelto per la domenica di oggi. E così che vi mando un saluto dalla mia casa, principalmente, specificatamente dal bagno di casa, dove oggi andiamo a effettuare una rasatura molto easy, una rasatura mista, una rasatura con un rasoio magari non tanto sempre considerato, ma sempre utile, pratico, da tenere all'interno della vostra trousse da viaggio se dovete fare delle rasature rapide, perché ha un'esposizione poco aggressiva e permette a chiunque abbia voglia, proprio evitando il rasoio di plastica, di farsi la barba comunque con il rasoio di sicurezza. Vi spero bene, saluto tutti gli amici. Saluto Donato, saluto Vincenzo, saluto Fulvio che ci ha comunicato la data ufficiale dell'apertura del Crazy Pizza di Flavio Briatore al centro di Torino, in piazza Castello numero 1, 2, insomma nel cuore della città. Un caro saluto a tutti gli amici, un saluto a Davide, un saluto a Riccardo, un saluto agli amici del Caffè dei Tonsori, il nostro canale Telegram che sta raccogliendo adesioni, e noi vi aspettiamo numerosi chiaramente, perché siamo felici di aumentare il numero di coloro che vogliono discutere con noi nelle nostre 6 stanze che rappresentano un po' un ambiente neo-illuminista. Quindi vado a salutare gli amici Ivan, Lorenzo, Alex, Luca, Stefano, Ugo e tutti coloro che partecipano a queste discussioni, tutti coloro che vorranno partecipare. Troverete in calce il link Telegram. Per entrare nel sito c'è anche la versione web Telegram da utilizzare attraverso il QR dell'applicazione del cellulare per vederla comodamente davanti al vostro display, magari più semplice da utilizzare anche per la digitazione su una tastiera di un computer. E quindi andiamo a lasciare che questo prodotto faccia un po' il suo corso, è molto fresco, un mentolato sta preparando, e andiamo salutando Vincenzo nuovamente, che mi ha regalato tempo fa questo sapone Kakashi con questo logo, con questo personaggio, questo Casseur de France può sembrare, ma chiaramente è una provocazione, come tutte le cose che rappresentano un po' il mio carattere. Oggi nel canale si chiedeva descrivetevi, il canale chiaramente Caffè dei Tonsori, in 3 parole senza pensarci. Io credo di aver scritto logorroico, sensibile ed esagitato, ecco. Io non so se do questa impressione nelle rasature. La nuance è molto forte, Lorenzo, adesso è Vincenzo, qua devi spiegarmi come l'hai costruita. È un prodotto sicuramente che hai studiato con cura, è un sapone che andremo a montare con il nostro Semog 820, eccolo qua, pennello portoghese con penne manico in resina bicolore, quindi Black Edition, banda nera che lo fa somigliare a un bicchiere di mirto di Sardegna. Saluto l'amico Ivan in particolare, che accompagna, che segue, che è con noi e che anima il canale quotidianamente. Andiamo a montare con queste setole di maiale e quindi andiamo a predisporci per una rasatura domenicale. Ieri a Firenze, a Palazzo Vecchio, Sala dei 500, l'annuale meeting, incontro, la festa dell'ottimismo con tutti i giornalisti del Foglio, del direttore, diretto da Claudio Cerasa, validissimo organizzatore e quindi nonché anima di una squadra di giornalisti molto giovani, non tutti ma anche molto bravi, soprattutto ben selezionati, mentre il Kakashi adesso si sta mettendo in contatto con le setole e vediamo come riusciremo oggi a rimetterci in sesto con la nostra barba. Saluto anche Fabrizio, saluto Alex Nurse, saluto Matteo Preda, saluto Mirko Falà, Luigi dal 13, saluto chiaramente tutti coloro che hanno la loro buona abitudine di trovarmi, perché io ho piacere di incontrarvi qui, non perché abbia l'ambizione che tante persone vengono qui giusto per vedere, e anche se ne guardate pochi minuti io sono contento lo stesso. L'importante è che possiate gradire questo mio prodotto che pubblico grazie anche all'ospitalità di molti canali Facebook,
e quindi una volta che abbiamo assunto una percentuale di sapone a mio giudizio sufficiente, possiamo andare direttamente a applicare in viso. Sento di non avere bagnato abbastanza le setole del nostro Semog 820, provvederò con una iniezione di acqua, eccola qua, a inserire all'interno del nostro pennello la possibilità di montare. Non sono saponi che vanno chiaramente ad assumere quantità di aria o non hanno meccaniche stile Babbo Natale che vi vengono quei faccioni così pannosi. In ogni caso il loro lavoro lo fanno. È una costruzione olfattiva che Vincenzo ha fatto secondo un suo studio. Potremmo anche pensare magari a costruire anche noi col contributo degli amici un sapone del caffè dei Tonsori, un sapone che vada bene per tutti gli strumenti o che vada bene per alcuni di essi, un sapone che vada soprattutto incontro cercando di dare una novità, perché la rasatura tradizionale non è vero che è in crisi, su questo ne abbiamo discusso l'altro giorno anche con l'amico Donato, ma ci sono sempre nuovi rasatori che si affacciano all'orizzonte e sempre nuovi rasatori che vogliono imparare a farsi la barba in maniera tale da poter dire: non è che mi sono dovuto fare la barba, mi sono voluto fare la barba, perché è una cosa talmente bella che non si può non avere un desiderio proprio di radersi la mattina. E sempre meglio radersi in compagnia, certamente sempre meglio radersi la domenica, e domenica che barba per l'appunto ha questa sua funzione. Aggiungo ancora un pochino d'acqua perché voglio un pochino dare a questo che assomiglia un po' a una crema tipo vegetale. Saluto così, a proposito di vegetali, uno dei fari dell'uso di questi prodotti, che è un appassionato, che è Alessio Herrera, all'isola di Salina. Immagino che le ollie in autunno saranno meravigliose. Possiamo cominciare ad andare nel frattempo, mentre massaggiamo il viso, con movimenti circolari, dita nel ciuffo e pelo massaggiato in modo tale da garantirci un taglio preciso, un pelo morbido, un pelo che si piega, non come quelli dei contour che venivano pubblicizzati negli anni 90-2000, ma un pelo che veramente si piega al vostro volere e dice: mi inchino a tanta grazia all'illuminismo rasatorio, e quindi porto il viso dei frequentatori di questo caffè in modo tale che possano uscire nella loro domenica in qualunque situazione e non sentirsi mai a disagio, perché saranno soltanto ammirati per la cura del loro viso, lo skin care. Ecco, questo piace molto utilizzarlo. Io direi che ho quasi terminato la procedura di applicazione in viso, e quindi andando negli obituary ricordiamo subito Maria Cristina Gallo, la donna nata nel 69 che è morta per un tumore perché il centro in cui aveva fatto le biopsie in Sicilia non si era premurato di dare in tempi ragionevoli i risultati, e questa donna ci ha lasciato le penne. Anche la procura di Mazara del Vallo ha aperto un'inchiesta, cose molto molto tristi. Quindi andiamo intanto a rimetterci in sesto, così poi leggiamo anche gli highlights in verde che sono le notizie dagli interni. Eccolo qua, il plasticone Wilkinson Classic, un grande classico che trovate in blister, in bundle, con un pacchetto di 5 lametti in qualunque supermercato della bellezza, in qualunque prodotto dove vendono prodotti per la casa, in testa alle casse trovati insieme a quei Bic, Bilama, pacchetti da 5, un pochino tristi, tristanzuoli. Questo rasoio che ha un'anima in metallo per dargli un peso e dargli una dignità, ed ha la caratteristica, ve lo faccio vedere, ecco qua, se lo vedete in controluce, l'iscrizione Wilkinson, una esposizione che vi permette di non farvi del male ma di radervi come si deve, e soprattutto la sorpresa che svitandolo, tenendo da queste zigrinature che vi consentono di tenere ferma la testa, scoprite che in 2 pezzi anziché nei classici 3, quindi semplificazione. Noi tutto è semplificazione, quindi andiamo subito a vedere con quali lame andiamo a scompaginare questa rasatura Kakashi Wilkinson Classic e fatti. Eccole qua, lame in classico scatolino rigato da pigiama, come vedete, eccolo qui, proprio adatto alle mattine, codice a barre, iscrizioni sul retro per chi ama il feticismo delle origini produttive, potete leggere dove sono fatte queste lame per chi chiaramente non le conoscesse. E andiamo ad aprire mentre abbiamo Radio Bandito, che è una radio di Torino. Bandito, l'ho scoperto adesso, dall'inflessione piemontese di una conduttrice che pochi minuti fa ha interrotto il suo programma della domenica, e che era accompagnato, intanto apriamo questa bustina, sono pacchetti da 10 lame, ecco, ve le pongo in descrizione video,
e apriamo, vediamo se c'è un po' di cola. Scusate, non abbasso la radio, a volte c'è un po' di cola qui all'interno delle nostre lamette. Prima busta, la 1, la 2 o la 3, ecco la prima aveva un pochino di cola, vediamo un po' di hot melt esterno, ma niente a che vedere con quella che noi intendiamo, che è la colla a contatto con l'acciaio inossidabile di queste lame italiane. Fatip, sapete, un'azienda italiana che su un lago del nord Italia produce, eccole qua, un pochino, tac, minimo stacco di cola. Andiamo a guardare in controluce le iscrizioni rupestri che troviamo su questa lama, non sono così visibili, ma in ogni caso le prendiamo per buone, conoscendo già di gran lunga questo rasoio. Prendiamo il nostro prodotto che ha due sedi, anzi due dentini, due parti, due, diciamo, punti esterni in cui si può accomodare la lama, che mi si è piegata. Cioè, perché sta Fatip? Ecco, questa Fatip è stata imballata col culo, si può dire, è imbarcata, non è piatta, la vedete, quindi fa fatica, vedete, a essere, vedete, guarda, cos'è? Nuovo modello di lama stuorta, ma non stuorta come l'Island Bar, stuorta perché è stata tirata fuori male dalla macchina produttrice, bando alle ciance, lunga vite in plastica che si va ad associare alla sede. Attenzione, chiudiamo, serriamo bene, perché se lasciamo aperto troppo spazio a causa della non perfetta chiusura si apre la luce della lama e vi fate delle irritazioni da paura. Questa è l'esposizione del nostro rasoio in plastica Wilkinson Classic, buona rasatura, e il canto della lama vi fa capire, abbasso magari un po', diciamo, la musica, sono i Cheese Trucks. Ecco, questa conduttrice italiana, ripeto, era forse torinese, parlava di alcune abitudini casalinghe della domenica, e la sigla era Every Day is Like Sunday degli Smiths, e mi ha attratto questa mattina nella radio internet, e ve la propongo come appunto radio della nostra compagnia del 12 ottobre. Trudging slowly over wet sands. Wet sands sono le sabbie bagnate, ma trudging cosa vuol dire? Qualche inglesista mi illumini. Bene l'attacco, solleticamento del sottogola, dove si annidano le situazioni di peli più irsuti, almeno nel mio caso. E questo lato pulito, adesso lo adoperiamo, Wilkinson Classic, credo che stia facendo il suo lavoro. Dico credo perché non prima di aver passato la mano e sentito se ha rimosso i peli a dovere, non potremo dargli un voto. Andiamo a pulire la testa. Abbiamo praticamente terminato. Questi sono The Cure. Zona Baffi. Chi indovinerà senza guardare il titolo di questa canzone vincerà una scatola di orsetti di gomma della Haribo. E non vogliamo fare pubblicità né marchette. Bellissima. Ricordo bene il refrain, ma non ricordo il titolo. Non vado a guardare, ma mi ricordo i miei viaggi da giovane. Un viaggio a Parigi, caro Vincenzo, avevo 17 anni, con un treno TGV che collegava la mia città, Torino, alla Ville Lumière, sotto la neve di un capodanno, credo del 1983. Voi immaginate cos'era l'Europa, era tutta diversa, andare in Francia e raggiungere Parigi non era come oggi. E andiamo a preparare il secondo passaggio. E visto che abbiamo sotto mano il nostro Kakashi, che vi ripongo in descrizione, eccolo qua, sapone artigianale dell'amico Vincenzo, andiamo a prelevare ancora una parte, prendendo un po' di acqua dal viso. Mi piace fare così, dare il velo di sposa, no? Così, come dice l'amico Alessio, e poi riprendere così, un po' di crema. Andiamo a vedere negli highlights. Quindi abbiamo le elezioni in Toscana. Oggi si vota stamattina dalle 7 alle 22, alle 23 forse 22, e domani fino alle ore 15, se non ricordo male. Il governatore, qua si presenta Eugenio Giani per il secondo mandato. Il secondo candidato, ovvero il suo inseguitore, è Tomasi per i Fratelli d'Italia, il blocco del centrodestra. Ma la novità vera è la presenza del generale, ex generale Vannacci, che ha riorganizzato attraverso un commissariamento in Toscana, essendo lui della zona. Lui forse è spezzino, ma quindi ligure, ma
In Toscana la Lega è andata nelle mani del generale Del Mondo al contrario, quindi andiamo a vedere questa Lega rivista. Abbiamo qua in zona, anche a Cecino dove vivo, un giovane ex leghista che si è fatto parte diligente di siglare un accordo con questo nuovo personaggio che piace alla Lega più o meno, mica a tutti, nel Pratone di Pontida. Vi ricordate che il governatore della Lombardia, Fontana, disse col cazzo che ci faremo vannaccizzare, quindi voi capite che non è che proprio partano alla grande, però boh, non dico augurargli ogni successo, perché io devo dire che nei confronti della Lega ho sempre avuto degli atteggiamenti piuttosto, non si può dire moderati, anzi molto dubbiosi sul fatto di assegnare un loro un voto. Infatti non gliel'ho mai dato, ve lo dico, dichiarazione di voto. Io nella vita non ho mai votato la Lega. Certo, andare a votare tra Tomasi e Gianni sarebbe la cosa migliore, scegliere il disimpegno, cioè fare altro e quindi fare finta di essersi dimenticati, perché poi la coscienza ti morde, è un diritto acquisito come il voto, un peccato non esercitarlo, quindi potreste dire cacchio si votava, è vero, non mi ricordavo più, invece non lo potrò fare ed è probabile che mi recherò al seggio e voterò con la famosa pancia degli italiani di cui nessuno descrive effettivamente l'origine, come sarà la pancia degli italiani, meglio non pensarci, perché gli italiani sventrate di pancia ce ne sono fin troppi, queste brutte abitudini alimentari che non aiutano il sistema nazionale a tenere insieme le fila delle cure pubbliche, anche per chi causa di obesità soffre di malattie cardiovascolari, diabete e tutte altre amenità causate dalla crapula. E allora andiamo a fare il contropelo mentre nello specchio retrovisore crollo dei titoli del settore strategico armi, quindi Leonardo perde il 4,5%, mi si è un po' svitato il manico, no è giusto, bene questo attacco intanto in contropelo. Francesca Albanese, che ha lasciato lo studio di In Onda una settimana fa, un po' meno, 5 giorni fa, allorquando Francesco Giubilei della Fondazione Tatarella, quindi organizzazione culturale di destra, ha nominato soltanto Liliana Segre, scappata ai campi di sterminio di Birkenau, e l'albanese si è alzata e se n'è andata. Telese, imbarazzatissimo, ha detto che aveva un impegno, quindi non poteva fermarsi. Non è vero, ovviamente, è andata via sdegnata, anche perché la stessa sceneggiata, senza lasciare la sala in cui è stata premiata a Reggio Emilia dal sindaco locale, che l'aveva ricoperta di complimenti, salvo poi essere sbertucciato allorquando il sindaco di Reggio Emilia ha nominato gli ostaggi, non ha detto nient'altro, e lei si è messa le mani sugli occhi e gli ha detto sì, ma non lo faccia più. Ora, noi non prendiamo lezioni da Francesca Albanese, né di stile, né di etica, né di geopolitica, ne prendiamo, diciamo in generale, spunti per comportamenti così politicamente scorretti. Lasciatemi dire, sono di parte, voi sapete che non mi schiero mai, ma il fatto è che si è parlato più di Francesca Albanese che della settimana geopolitica che ha portato per fortuna, saltando un accordo di cessate il fuoco, andiamo a vederlo poi agli esteri, questo è il 9 ottobre, ottima notizia che stempera un po' gli animi e riscalda un po' i cuori, come ha detto ieri sera Luca Sommi, ad accordi e disaccordi. Bene, nel frattempo, sul mio mento, scorre con passaggi multipli, mai così consigliati, lo sapete, il nostro Wilkinson, che fatica un po' a portare via questa parte, che è francamente la parte più ostica per un rasoio, almeno nel mio viso, di sento presenze aliene e vediamo di eliminarle con il terzo passaggio. Nel frattempo Tony F è nata una figlia rapper e si chiama Priscilla, auguri alla famiglia del rapper Tony. Poi un erede della Porsche ha pensato bene, per comodità, di bucare un'intera montagna a Salisburgo per raggiungere l'ufficio da casa sua. Quindi queste sono le follie dei magnati, dei figli del capitalismo di seconda generazione, miliardari capricciosi che fanno delle cose assurde, a mio parere, anche da un punto di vista ambientale. Comunque l'Istat certifica che una famiglia su 3 nel 2024 ha tagliato la spesa alimentare per i costi altissimi. Questo è un problema gigantesco di cui si occupano in pochi. Anche ieri nella lunga sproloquiata di partecipanti alla festa dell'ottimismo non c'era nessun ministro dell'economia che potesse parlarne completamente, ma qualcuno avrebbe potuto farlo. Silenzio totale. E devo dire che nessun giornalista del Foglio ha puntato, tolto il Gentiloni, ne ha parlato, bisogna riprendere il potere d'acquisto degli stipendi, ma l'ha preso talmente alla lunga che non ha detto niente di cui
già sappiamo, ovvero che gli scontrini dei supermercati sono diventati delle spese insostenibili per una famiglia su 3. Lo SPID, il sistema di riconoscimento per le operazioni online con la pubblica amministrazione, sopravviverà per almeno altri 5 anni e ve la faranno pagare, come succede da Rubank ad altri. E quindi non pensiate che sia tutto gratis per sempre. Io ho abilitato la CIE, la carta di identità elettronica sul mio cellulare, doppi, tripli fattori, sistemi di sicurezza incrociati. Quindi se dovrò rinunciare alle poste SPID, faccio un'altra marchetta per poste, perché la SPID ce l'avevo con le poste, pazienza, io pagare la SPID per collegarmi al sito dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS non lo farò mai, che si sappia. Suicidio con pensione, brutta storia questa, occorsa a Lillo, così lo chiamavano, un pensionato 71enne, che moroso con l'affitto del palazzo di Sesto San Giovanni alle porte di Milano dove abitava, quando ha sentito suonare il campanello ed ha capito che era l'ufficiale giudiziario che entrava chiaramente a comunicarle qualcosa o peggio a cacciarlo di casa, si è buttato tipo dal 4º piano e si è ammazzato. Si è poi scoperto, perché con pensione, che aveva una pensione di 1600 euro e quindi era sì probabilmente un po' indebitato, un po' indietro con i canoni d'affitto, ma è anche vero che dietro tutto questo c'era l'ombra della ludopatia, problema enorme sociale che anche qui viene soltanto fuori quando qualche parente di qualche vittima della ludopatia scrive un libro su un genitore successo, non me lo ricordo più, se vi interessa vi dirò che libro era, la storia di una donna che andava a prelevare il padre nelle sale gioco di Roma al pomeriggio, lo portava via per le bretelle e questo non riusciva a fermarsi. Storie tremende che distruggono intere famiglie. Pensiamoci, quanta gente vedete grattare con le unghie dipinte, con tutti i disegnini che grattano con l'unghia sperando che sotto quella patina d'argento venga fuori il sogno della nostra vita. Vostra vita invece uscirà sempre soltanto un babaccio, uscirà sempre una Elish Line sul water che vi dirà non avete vinto niente, anche se grattate o leggete i sondaggi, vince sempre il banco. Quindi Elish Line nel frattempo sta cercando di capire cosa capiterà. Beh, certamente nelle regioni che votano oggi, poi in Puglia e anche in Campania, è molto difficile che la destra possa vincere, ma non lo dico per portare a menare sfiga, ma i dati sono quelli che probabilmente porteranno Elli a festeggiare il cappotto della destra nelle altre regioni, in particolare nelle Marche e nelle Calabrie, dove si è già votato nelle scorse settimane. Andiamo a bagnare il viso. Voi capite perché nella pagina del Caffè dei Tonsori sulla chiacchiera in libertà mi sono definito logorroico e esagitato, ma questo chiaramente è tutto a fin di bene. Andiamo a fare il terzo passaggio, prepariamo con il nostro ultimo giro di Semogoto 120, ricordo pennello portoghese con setola il maiale, il passaggio per portarci addirittura d'arrivo, anche perché vorrei rubarvi come sempre alcuni minuti, vi prometto non tanti, alla lettura dei quotidiani che riportano, al di là di quello che già sapete, e tutti sapete, tutti sapranno, tutti sapevano tutto. Come disse Tino Anselmi a proposito della prigione di Aldo Moro nel 78, tutti sapevano tutto, però non hanno voluto trovarlo, ma non apriamo dei vasi di Pandora su vicende che possono ingenerare anche polemiche e scambiare questo canale come un canale di campagna politica elettorale, premesso che dovremmo fare silenzio elettorale oggi. Ieri mi ha scritto una candidata, non vi dico di che appartenenza, chiedendo che diffondessi il suo messaggio attraverso WhatsApp. Gli ho ricordato che era silenzio elettorale, non si poteva, ma ha detto informati, perché il silenzio vale solo per i comizi pubblici e non per i social, che non è assolutamente vero, perché non c'è scritto da nessuna parte che voi il sabato e la domenica possiate, soprattutto il giorno prima, il giorno delle elezioni e anche quello dopo, fare propaganda politica, perché la legge non lo consente neanche con WhatsApp. Questo ve lo dico per certo, se c'è qualche legale che mi vuole contraddire, molto volentieri. Pannini scaduti, l'altro giorno su uno di questi canali di inchiesta che non era Report, insomma, forse c'era il Riccardo Iacona, no, era un altro, quello che faceva Far West, ecco. I panini e gli alimenti venduti negli autogrill, nella rete autostradale e ristorativa, dove i prezzi sono proibitivi, 8 euro un panino con la mortadella, ve lo dico io, ma avete visti anche voi, vi propongono cibo abbondantemente scaduto, oltre a pagare un sacco di soldi, eppure cibo, non dico variato, non diciamo delle cose non vere, non diamo fake news, ma una vera vergogna. Vogliamo il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture al momento ricoperto da Matteo Salvini, visto che si tratta di tracciati autostradali, di ambiti autostradali, fare luce,
anche sulle attività ristorative. Non venite a dire che poi sono private le società che danno il servizio di ristorazione, questo è anche vero, non è una giustificazione per raggirare gli italiani. Non sono proprio coglioni fino a quel punto, Vabbè, bando alle ciance, l'ora di pranzo è abbondantemente passata, naturalmente io non ho ancora pranzato, ma ieri a Firenze una vaschetta di sushi nei lavori, a metà dei lavori, all'1:30, da un Carrefour del centro storico, ristoranti pieni di americani, cinesi, cingalesi, gente di Macao, gente di ogni parte del mondo mangiava tutte le ore. Io qua ho terminato, devo dire che sento ancora delle presenze aliene in questa parte, non voglio insistere, il nostro obliquo termina una rasatura che certamente non è quella fatta con un Rocknell, mi viene in mente, parliamone. Ho girato un bellissimo rasoio in foto e aiutatemi, un C6, ma non è Rocknell, bellissimo, sul nostro canale dei tonsori, molto bello, un martellato da 120 euro però, quindi insomma costa almeno 10 volte questo, se non di più. Bene, andiamo subito a sciacquare. Eccoci qua e andiamo a prendere un asciugamano color zabaglione oggi, eccolo qua, non è il solito asciugamano color tortora. Bene, andiamo a tamponare il nostro viso. Gli esteri, vabbè, c'è stato il fuoco a Gaza, ve l'ho messo per soprammercato, ma è evidente che Israele si sta ritirando, ma è ancora dentro Gaza al 50%. Non è detto che questa tregua possa reggere, purtroppo bisogna mettere in sicurezza Israele, bisogna trattare un'autorità di controllo dell'area, bisogna che gli americani vigilino, che vengano rispettati i patti di questo accordo, che se li leggete sono scritti abbastanza sulla sabbia, Ho scritto ti amo sulla sabbia e mi sa che sarà un po' così. Trump alla Knesset, il Parlamento israeliano, lunedì, mentre tra oggi e domani verranno rilasciati quello che purtroppo resta degli ostaggi. Ne parlo, cara Francesca Albanese, degli ostaggi che sono finiti nelle mani di Hamas dopo il pogrom del 7 ottobre. Le Cornucci riprova, secondo mandato, secondo tentativo del primo ministro francese che è fallito nella scorsa settimana, non è riuscito a formare un governo. Si pensava che l'Assemblea nazionale, il Parlamento francese andasse a gamba all'aria, che Macron dovesse dare le dimissioni, invece non è successo niente di tutto ciò, gli si sta dando una seconda opportunità. Il Nobel invece che Donald Trump sperava dopo l'accordo, ma che sarebbe stato impensabile perché tutti sanno, anche i sassi, che le candidature al Nobel si chiudono a gennaio e lui voleva il 9 di ottobre prendere il Nobel, ma l'ha presa Maria Corina Machado, che è una liberista thatcheriana, trampiana peraltro, coraggiosa oppositrice con le sue campagne elettorali in Venezuela contro il dittatore Maduro. Ha dedicato la nuova neonobeletta Corinna questo premio comunque a Donald, quindi gesto di amicizia. Lui non so se gli è piaciuta tanto, ma insomma, bando a quello che pensa il presidente degli Stati Uniti. Vi faccio rivedere la locandina, eccolo qua, il caffè dei tonsori. Voi se andate su Instagram, su Telegram, scusate, ogni volta sbaglio, e trovate, digitate dove c'è la lente, il caffè dei tonsori, potete entrare tranquillamente, siete tutti invitati, ma entrate anche solo per un saluto, prendete un caffè, perché al caffè dei tonsori non è che si parli soltanto dei massimi sistemi, si dicono anche un sacco di fregnacce. Noi facciamo anche dei caffè virtuali che non sono male. Se poi non vi diverte andate via, non è come nei bar, non è che entri in un bar e devi sposare il barista che stare tutta la tua vita, esci, vai, scegli un altro bar, venite, vi aspetto. Come Andrea, un invito personale che vi faccio, dobbiamo rimpolpare un po' le fila, oggi discussioni varie sul canale relative al Medio Oriente, ce n'è insomma per tutti, quindi non siate timidi. Andiamo avanti. Prima di fare l'aftershave do uno sguardo ai giornali. Allora proprio qui vi sottopongo la locandina che è uscita sul Foglio di venerdì, però, che questa, eccola qua, è stata ormai roba vecchia. A me non piace far vedere i giornali come un antiquario, ma la festa dell'ottimismo annoverava, vedete, vari rappresentanti delle istituzioni, della politica. Io li ho visti quasi tutti, sono arrivato piuttosto presto, ha cominciato un mago e poi si sono succeduti Giovanni Amoroso, presidente Corte Costituzionale, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, Margherita Cassano, già prima presidente della Corte di Cassazione,
Ministro della Difesa Crosetto, sempre gigantesco, intervistato da Giulia Pompili, Giuseppe Cruciani, che per l'occasione sarà anche lavato i capelli, che ha parlato di comunicazione e libertà dell'informazione, Giuliano Amato, ex Presidente del Consiglio, Raffaele Fitto, Vicepresidente Commissione UE, Presidente della Camera da remoto nella seconda parte, dopo pranzo mi stavo per addormentare, Segretaria della CISL Daniela Fumarola. La sindaca di Firenze ha salutato e fa la prima parte dei lavori all'1 e la ripresa dei lavori dopo le 14, l'ex premier Gentiloni, poi Lollobrigida, Mario Monti, il ministro dell'interno Piantedosi, Picchetto Fratin e il comico Saverio Raimondo, che mette infine all'ast but not the least perché è stato veramente simpatico come sempre. Non mi voglio dilungare perché sennò alla fine qua voglio raccontarvi quello che è già successo, inutile che ve lo racconti, ma sul sito ilfoglio.it c'è tutta la giornata che potete rivedere su YouTube e quindi vi consiglio di andare a vederla perché sono stati contributi interessanti. Devo dire niente di dirompente che già non si sapesse, ma era un evento, ecco, nella spettacolare cornice del Salone dei 500. Questo è il foglio di ieri che era distribuito gratuitamente a tutti gli intervenuti all'evento. Difendere le democrazie dai nemici della libertà, il pezzo di Claudio Cerasa, il fascione a cura del direttore. Poi abbiamo l'onore del tiratore, qua si parla contro Mastro Ciliegia, da Salis dal Masri, quindi dalla Salis salvata per un voto dalla revoca dell'immunità parlamentare al Colle, quindi ai voti, qua si parla chiaramente in occasione di elezioni quirinalizie, i franchi tiratori, anche il caso Almasi, il macellaio di Tripoli che è stato mandato via con un aereo di Stato, è il responsabile, tra virgolette, se viste la scena, l'avete vista propaganda live come erano contenti, Piantedosi, Nordio e il vicepresidente del Consiglio Mantovano, perché sono stati salvati dall'autorizzazione a procedere del Parlamento, quindi sempre tutti che cascano in piedi. Non mi dilungo. Meloni sul Nilo, la sinistra peggio di Hamas, ha detto a Firenze ieri, dove ha concluso venerdì, scusate, la campagna elettorale. Ieri non poteva farlo perché era appunto in silenzio elettorale. Vannacci, il generalino non si è presentato perché ha scritto al Foglio: sono a Pisa. Tajani anticipa la notizia che lunedì Meloni sarà in Egitto per la festa di pace. Palazzo Chigi non gradisce perché è stata bruciata la sorpresa. Vabbè, anche Meloni andrà in Egitto con Donald, si farà accarezzare un po' la testa anche da Donald. Andiamo a vedere cosa abbiamo isolato all'interno del nostro quotidiano. Lo scudo di Davide, questo è un pezzo di Giulio Meotti, vedete, questa è la nostra sudditanza elettronica e di sicurezza ai sistemi di società israeliane, sistemi di sicurezza. Questo è un articolo piuttosto tecnico commerciale, sono i nomi e cognomi di chi garantisce in tutto il mondo, cioè gli israeliani con le loro tecnologie, con le loro compagnie della sicurezza. L'ultima stagione della serie israeliana Fauda, inizia così Giulio Meotti che ha scritto il pezzo, racconta l'unità antiterrorismo impegnata in un'azione a Molenbeek in Belgio, il focolaio europeo di jihadismo. Doron, il capo, ve lo ricordate se l'avete vista le altre serie di questa squadra, deve accompagnare in Belgio Gabi Ayoub, capo dell'agenzia di intelligence Shin Bet, che è una sorta di servizio interno di Israele, il parente povero, non si può dire, del Mossad, che è quello esterno. Dice: ci vuole poco perché Doron e Eli si rendano conto della pentola a pressione in cui ci sono cacciati. Molenbeek ha compresso Gaza in 10 edifici, quindi una zona piena di gente pericolosissima. L'Europa oggi si va poi al dunque, fa affidamento ad aziende e tecnologie israeliane per l'antiterrorismo. Terrogens è un nome di una società, è specializzata nel trovare informazioni sui social con le istruzioni per la preparazione di ordigni esplosivi improvvisati. Poi c'è la Sun High-Tech, vi faccio un po' di nomi, l'azienda israeliana specializzata nella fornitura di soluzioni a problemi di questo tipo, cioè antiterrorismo nel breve. Camerotech, leader mondiale nelle soluzioni Sense Through the Wall, ovvero per l'osservazione di oggetti fissi e in movimento dietro muri o barriere. Fortroop è una delle aziende più operative in Europa nei servizi di guardia del corpo per privati e delegazioni. Quindi scoprite tante cose se leggete. Cosa succede in questo ambiente industriale? Il Mossad, appunto il servizio segreto israeliano, ha contribuito a sventare una cinquantina di attentati in 20 paesi. L'Australia ha fermato un piano per far esplodere un volo in partenza da Sydney e diretto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Una bomba nascosta in un tritacarne avrebbe dovuto essere trasportata a bordo e i servizi segreti israeliani hanno sventato l'abbattimento di un aereo che sarebbe stato un massacro
inimmaginabile. Quindi le nostre difese vicine e lontane crollerebbero senza Israele. Questo è il sottotitolo dell'articolo. Parigi è diventato un centro operativo per il Mossad, si dice secondo un'inchiesta del Le Monde. Qua ci dirà Vincenzo se questo è vero, ma non perché sia un agente segreto, ma perché magari Parigi la vive più vicino di noi. La scorsa primavera Israele è stata fondamentale nell'avvertire Londra dei piani iraniani per colpire la capitale inglese. Poi Israele è leader mondiale nella messa in sicurezza di città e mega eventi, e così ha contribuito al muro, al confine che Donald Trump ha eretto con i vicini messicani. Più recentemente Helsinki si è rivolto a Israele per migliorare le sue difese aeree e terrestri e ha fatto una scelta strategica, la Fionda di David. La Finlandia è diventata il primo acquirente straniero di questo sistema. Il missile Stunner lanciato dalla Fionda di David vanta una gittata maggiore rispetto al Patriot PAC-2, costa di meno e può colpire bersagli multipli, inclusi missili balistici tattici da 40 a 300 km di distanza. Quindi concludo: Israele, lo scudo dell'Europa in Medio Oriente e dal terrorismo, e senza di noi si diffonderebbe e molte più persone si riverserebbero in Europa, ma noi europei, wokizzati dalla cultura woke, e sapete di cosa parlo, vorremmo liberarci di questo scudo di Davide senza sapere il prezzo che pagheremmo in termini prima che morali della nostra fragile sicurezza. Come ha appena detto l'ex premier spagnolo José María Aznar, Israele combatte anche per noi, e se Israele perderà questa battaglia, la prossima sarà sulle coste del sud dell'Europa. Letteralmente. Molto preoccupante questo pezzo. Vado a procedere per non rubarvi altro tempo, sempre interessanti i contributi, ma vado direttamente, niente carta, siamo inglesi. Questo è un pezzo di Alberto Mingardi. Nel Regno Unito si torna a discutere i documenti identificativi. Questi non avevano la carta di identità, non l'ha mai voluta, erano sempre stati un po', non dico delle indisciplinati, ma gente molto liberale, che non voleva avere niente che la includesse in un elenco. Ecco, quindi si parla del caso nel Regno Unito, il 7 dicembre, sarà breve, del 1950, Harry Wilcock pigia un po' troppo sul pedale dell'acceleratore su Ballards Lane, dalle parti di Finchley. Qua si parla di toponomastica inglese. Era in auto, lo ferma l'agente Harold Muckle e gli chiede patente libretto e poi la carta d'identità. Magari aveva bevuto un bicchiere di troppo, ma l'uomo alla guida lo sguarda negli occhi e gli risponde: sono un liberale e disapprovo questo genere di cose. Quindi non hanno mai avuto un buon rapporto con i sistemi identificativi gli inglesi, e quindi si parla in tutto questo pezzo delle ragioni per le quali l'Inghilterra si è anche trovata in mare in arnese quando ha dovuto, non avendo l'identificazione, i registri di chi viveva nel suo paese, a trovare soldati che poi l'hanno precipitato in una guerra contro i tedeschi, e il fatto era che non avevano mai avuto un esercito di coscritti perché mancavano proprio le registrazioni. Quindi il National Registration Act del 1915, questo è un atto storico, provvidere ai suoi critici avrebbe portato dritti a un esercito di coscritti, e lì si arrivò. Quindi, sempre parlando della storia di Wilcox, si parla che le carte di identità sono ritenute dagli inglesi ripugnanti ma necessarie. Taglio corto: il primo ministro Keir Starmer adesso ci riprova, ma l'iniziativa sembra piacere soltanto a lui. Quindi questi signori hanno poi dovuto fare il servizio sanitario NHS, una sorta di censimento con dei numeri seriali che identificano i cittadini inglesi, se no non saprebbero neanche chi vive e chi si muove nel loro stato. E quindi si dice che però l'inglese rifiuta la carta d'identità, quel numeretto appiccicato di per legge, oltre a tutti gli altri che già ha. E questo era un pezzo di Alberto Mingardi. Niente carta, siamo inglesi. Questo è il paginone centrale erotizzante che Michele Masneri ieri ha scritto, e avere il paginone centrale stile Playboy è per qualunque giornalista il massimo della vita. Il grande Michele ci racconta delle segretarie, storie di donne, non solo, perché si danno sempre scontate che le segretarie siano donne, ma non è così. E viva le segretarie storiche, eroiche ed ereditiere, da quella di Pippo Baudo a quella di Marella Agnelli. Michele Masneri ci racconta andando chi sono i nomi di queste signore che hanno accudito, per esempio Marinella Brambilla, ombra di Berlusconi, era figlia della storica governante della casa milanese di Via Rovani.
quella del famoso canaletto in cui adesso vive Luigino, il figlio dell'altra moglie di Berlusconi, poi di Patrizia Scurti, segretaria particolare di Giorgia Meloni, che è questa che vedete qua, che in una visita diplomatica nel 2024 in Libano è stata scambiata per la Meloni, e il primo ministro si è rivolto verso l'assistente, ha sbagliato ad abbracciare il nostro capo di governo, figure barbine, quindi segretaria particolare di Giorgia Meloni. Non vi sto a leggere. Germana Chiodi, questa sì, ereditò dall'Esselunga, da traduttrice divenne dirigente, incassò 75 milioni di euro in eredità dal fondatore Bernardo Caprotti, morto nel 2016. Ne ricevette altri 10 milioni per altre ragioni. Il caso di Germana Chiodi, appunto, ne abbiamo parlato. Dina Minna, storica segretaria assistente di Pippo Baudo, tutte cose che potete leggere ancora oggi se comprate il giornale, perché di domenica l'edizione weekend la trovate ancora in edicola. Giancarla Vollaro si chiamava, era piemontese, elegante e mondana, ed era la segretaria di Enrico Cuccia, il patron di Mediobanca, nel mondo della finanza milanese, di una storia intera del nostro paese. Chi le chiedeva alla signora Vollaro se Cuccia fosse in ufficio, lei replicava con un'altra domanda, e fu storica la volta in cui Indro Montanelli le chiese come sta il dottor Cuccia. Lei rispose: non lo vedo da un mese, appena uscita dall'ufficio del suo capo. Questi erano i personaggi che conservavano anche molti segreti delle persone per cui lavoravano, naturalmente. Poi si parla dell'avvocata Agnelli, spunto pure una segretaria dell'avvocata Agnelli poco conosciuta, peraltro a Natale, Paola Montaldo, che è stata centrale nelle indagini per l'evasione fiscale degli eredi. Sui giornali in questi giorni la quadreria di famiglia, la farsa residenza in Italia. Lei era dipendente Fiat, poi segretaria, poi assistente personale di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato. Gestiva tutto lei, gli spostamenti di Marella, i quadri e le presunte copie dei quadri su cui stanno indagando i giudici. Pare che la Montaldo avesse stilato anche un libricino trovato dagli investigatori e intitolato Una vita di spostamenti, che viene molto utile adesso per i giudici che stanno cercando di fare luce su questa strana eredità. Poi Francesco Milleri, numero 1 di Essilor, Luxottica e Delfin, la finanziaria Del Vecchio. Chi non lo ricorda, questo non di famiglia ma fortunato erede manageriale di un gruppo ricchissimo, venne lasciato dalla moglie Nicoletta Zampillo perché lei e lui aveva avuto una relazione con la sua assistente Sabina Grossi, ma la storia non durò molto. Leonardo e Nicoletta, divorziati, ripresero a frequentarsi e si risposarono. Queste storie meravigliose del jet set e delle loro segretarie. Poi una delle donne più misteriose era anche quella che assisteva a Salvo Lima, Andreottiano, poi assassinato dalla mafia nel 92 a Palermo, il plenipotenziario di Andreotti in Sicilia, ma questo lo sanno anche i sassi. Lei si chiamava Lui, la signora Lui, era un mistero, nessuno l'aveva mai vista in faccia, e questa signora Lui, con cui ci si accordava, aveva una voce sensualissima, e molti giovani cronisti a Palermo fantasticarono per anni sul viso e sul fisico di quella sexy assistente, mai peraltro vista di persona, perché presidiava l'ufficio del deputato a Roma senza mai mettere piede sull'isola. Anni di fantasie, leggende e sospiri, ma poi un giorno la signora Lui arrivò dal continente e finalmente la videro dal vivo, e tutte quelle fantasie crollarono di colpo, se possibile anche retroattivamente, tanto distanti erano dalla tragica realtà. Insomma, era un rospo. Andreotti poi di per sé aveva una segretaria magari non sexy ma efficientissima, che si chiamava Vincenza Enea Gambogi, detta Enea. Nello studio storico di Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma per mezzo secolo fu l'ombra di Andreotti, leader della DC, 7 volte presidente del Consiglio. Cose già dette, la mitica signora Enea aveva da Andreotti la seguente indicazione, questa è una curiosità. Dunque, priorità nel concedere appuntamenti: prima le persone meno importanti, poi le persone importanti cadute in disgrazia, infine i potenti. Altri miti: la signora Enea sovrintendeva anche a un armadio che stipava vassoi d'argento da mandare in regalo ai matrimoni, pari divisi in 3 fasce di importanza. In un altro armadio, più capiente, c'erano derrate alimentari
da spedire o consegnare a questuanti vari, ma anche da incamerare da uguali questuanti che magari arrivavano con ceste di uova o pasta, insomma una perfetta economia circolare. Queste colorite descrizioni di quelle che erano le segreterie particolari dei politici ai tempi del Novecento sono spettacolari, possono anche generare un momento di noia, ma io vi consiglio di rileggere per sapere cosa ci siamo persi anche nel profilo politico e culturale degli uomini che affidavano a queste persone, uomini e donne, ma era principalmente uomini politici dell'epoca, che erano veramente all'interno di un circuito culturale politico di formazione che oggi non possiamo neanche immaginare. Noi andiamo adesso a fare l'after, perché dopo il Kakashi, il plasticone, andiamo a prendere come se uscissimo da una tabaccheria, da una strada del quartiere africano a Roma, non so, piazza Santa Emerenziana, largo di Santa Emerenziana, un Denimi. Mi saluto con l'amico Marco Marotti, mi sono dimenticato di salutarti. Denimi per l'uomo che non deve chiedere mai. Allora un tappo in plastica, ma una confezione in vetro. Se volete vi faccio sentire con uno strumento atto ad offendere che non ho, non si capisce tanto, potrebbe essere qualunque cosa, tutto in plastica. In questo mondo siamo circondati dalla plastica e dobbiamo anche poi smaltirla, gran problema. Questo color whisky malto singolo potrebbe essere una bottiglia di Bowmore Heisley, potrebbe essere una Freud, potrebbe essere una bottiglia di Kragenmore, qualunque cosa possa piacervi. Non vi state bevendo un bicchiere di whisky di malto, ma vi state dando una secchiata di storia del post rasatura, di questo alcol che vi dà la botta, che va a chiudere il poro, che lo va a ripulire, non lesinato. Poi dovete andare a pranzo, non toccate con la mano con cui vi siete aspersi il pane o la focaccia, perché vi potrebbero stramaledire, ma chi se ne frega, si direbbe. L'importante è aver fatto una grande rasatura, essere stati insieme ancora questa volta. Vi auguro una buona domenica e arrivederci a presto da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!